Eccoci qua, buonasera, bentrovati, rifacciamo l'applauso, dai, buonasera. Io, ragazzi, prima di qualsiasi cosa voglio complimentarmi davvero tanto con lo staff del TSB, dei grandi professionisti, lì pronti subito a cogliere l'attimo, bravi, grazie a Mario, grazie a Sergio, grazie ad Antonio e Piero, dei grandi professionisti del settore. Bene, allora intanto ragazzi è finita quella trasmissione, ormai quella se ne parla il prossimo anno, questa è un'altra trasmissione, bella che è stata perché sono state 10 puntate davvero belle, con tanta allegria, con tanta musica, con tanti ospiti, però questa non è una continuazione, attenzione, questa è una puntata a parte. Avete presente Squadra Antimafia e poi hanno fatto Rosy Abate la serie? Non è la continuazione, era una puntata a parte e questa è una puntata a parte. È una puntata a parte perché, come avete visto dall'inizio della trasmissione, andiamo a parlare di un artista, di un ragazzo palermitano che comunque è stato presente nelle 10 puntate, però questa è lui da solo, è tutta sua, finalmente. Riusciamo a promuovere il suo primo disco e lo andiamo a prendere, ecco, io voglio prendere questo già aperto, ecco, i ragazzi nel frattempo riprendono il tavolo con tutti i dischi, ecco, lì sopra il tavolo. Allora, intanto, esperienze di vita, ne abbiamo parlato durante le 10 puntate, però questa sera dobbiamo parlare interamente di questo album. Signori, lo andiamo a presentare Girolamo Moscatello, applausi. Allora, io già lo odio per come è vestito, perché è troppo elegante, cioè io a saperlo che ti vestivi così, ti mettevi la tuta. Io metto quello del matrimonio addirittura, quello che almeno lo sfrutto, l'ho messo solamente per il matrimonio e poi non l'ho messo più. Giusto, che uno si allora intanto l'immagine, l'abito non fa il monaco, però il sapersi presentare. Ecco. Una musica di questo è perché quando ho dato i complimenti, quando faccio i complimenti, Mario ha un calo di zuccheri e si appoggia sul mixer. Vuole fare lui i complimenti. Mario, basta, non ti emozionare. Nicoletta, riprendi Mario, non so, dai 2 ceffoni. Bene, allora intanto, caro Girolamo, questa sera finalmente è arrivato il giorno. Che bello però. È solare questa sera, è felice. Finalmente è nervoso. Nervoso nulla. Cerca di non essere nervoso perché comunque finalmente ne abbiamo parlato, ringraziando comunque, adesso andiamo a ringraziare chi si è occupato anche della minima parte, anche di coloro che hanno costruito la plastica per questo disco, andremo a ringraziare a tutti quanti. Nelle varie puntate ne abbiamo parlato, però finalmente adesso dobbiamo andare a cantare tutte 8 le tracce. Naturalmente non mancheranno gli ospiti, come abbiamo detto, come tu soprattutto hai pubblicato su internet. Hai fatto molta pubblicità su troppa forse. A un certo punto ti volevo bloccare. Ho detto no, lo blocco perché non può essere nella trasmissione precedente pure e quindi avremo gli ospiti dei grandi amici, uno è Fabio Nardi, naturalmente, che hanno fatto parte del mio primo lavoro. Andiamo a spiegare intanto perché ci saranno Fabio Nardi e Gianni Pirozzo, giusto? Allora, Fabio Nardi perché? Così diamo spiegazione, anche la gente dice come. Allora, Fabio Nardi ci sarà perché ha partecipato al mio primo lavoro discografico, che mi ha scritto un brano dedicato a mio nonno, e Pirozzo, come già ben sanno. Ricordiamo il titolo. Mo te pensa ancora. Ok, che è la traccia numero 8. Questo dobbiamo essere chiari col pubblico. Così dice, allora io voglio, quando chiamano, mi fai ascoltare la numero 8, non ricordo il titolo, già sanno che è questa di qua. Invece per Pirozzo, come ben sanno, ovviamente il duetto insieme a lui, Consigliano Frate, che trovano anche il video su YouTube, sul canale ufficiale della Flash Music. Perfetto. E poi mi ha scritto altri 2 brani. Assolutamente, quindi più tardi avremo sia Fabio Nardi che Gianni diciamo Pirozzo. Pure che sono Sogni Avverato e Dinte e Cancello. Perfetto così. No, tu fai benissimo. Allora, intanto adesso noi, prima di allungarci in chiacchiere, qualche domanduccia è giusto fatta, però non guarda, allora vi giuro che lui mi ha detto non mi fare domande. Però è giusto che, essendo uno special, bisogna parlare di Girolamo. Non è che è vero che a Palermo siamo un po' abituati, vabbè, sa canticchiare, ormai fagli fare le chiusure delle scene spettacolo. No, non è così. Qui c'è la bravura e quindi è giusto conoscere anche Girolamo. Assolutamente mi sento a scuola. E io mi sento un po' Maurizio Costanzo quando faceva. Allora poi voglio il voto alla fine. No. Domani accompagnato dai genitori. A proposito dei genitori, andiamo a salutare e a ringraziare comunque sia papà che mamma. Ringrazio la mia famiglia, specialmente a mio padre, che grazie a lui sto facendo tutto questo, eppure a mia madre. Anche la mamma, allo stesso modo, perché come papà, come mamma, sappi che se la donna non vuole, l'uomo non fa. Quindi se papà fa perché mamma vuole, sappilo. E poi mia madre è peggio di me.
Bravo, bravo. E poi naturalmente ne approfittiamo per salutare anche Enzo Di Cristina, che comunque Enzo Di Cristina, anche lui alla famiglia Segreto, alla famiglia Segreto, anche alla famiglia nonni che Paceco, poi andiamo a salutare tutti quanti. infatti durante la trasmissione poi Allora, intanto una domanda e poi subito ti faccio cantare. Hai aspettato tanto questo giorno, no? Io mi ricordo. No, ho detto abbiamo, ho detto hai. Hai aspettato tanto questo giorno, finalmente è arrivato. Però, che emozioni provi finalmente? Togliendo che sei felice e nervoso, però. No, ma io devo dire la verità, non mi aspettavo tutto questo. Intanto la sala piena, e quindi questo già è un buon punto io di inizio. non ci credevo che arrivavo fino a qua, addirittura a fare uno special tutto mio. Io prima guardavo, Cioè, guardavo gli altri artisti. Cioè, tu te ne rendi conto che hai Ignappo che lavora per te? Cioè, Ignappo, capito? Hai Ignappo che lavora per te. di un certo livello. Per questo io ho scelto a te. Grazie, Poi invece il tuo grazie. lavoro come lo fai? Sei un grande. Grazie. Però non ti Anche io emozionare. seleziono gli artisti, se ti ho detto sì è perché sei bravo. Allora, hai visto? Grazie. Ora sì che ti voglio bene. Adesso mi vuoi bene. Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare I primi due brani. Allora, i primi due brani che vado a fare sono i miei primi inediti che sono usciti, sono Me sposo a te e Facciamo pace. Me sposo a te è stato registrato, si può dire, a fine del 2015, inizio 2016, sempre da Ignazio Caracausi, prodotto ed eseguito dalla Flash Music, e vado a salutare a lui e tutta la sua famiglia. Autore del brano, Mario Di Stefano, e saluto anche a lui, gli mando un bacio grande. E Facciamo pace la stessa cosa. Aspetta, Me sposo a te, però di cosa parla questo brano? Me sposo a te, vabbè, parla... Si capisce un po' che parla... Già dal titolo infatti si capisce, di una coppia di innamorati che vivono la sua vita nei migliori dei modi, anche se c'è qualche contrasto come in tutte le coppie. E decidono finalmente un giorno di sposarsi e non vedono l'ora che arriva quel giorno. Quindi questo è anche un pretesto per tutte le coppie fidanzate, che magari il fidanzato vuole dedicare... Ma se infatti tu vedi nel titolo del CD Esperienze di vita, perché i miei brani, ovvero Me sposo a te, Dinte e Cancello, sono tante esperienze sono durante il percorso della vita. Tante varie esperienze, esattamente. Infatti per questo io volevo dare, di solito alcuni mettono un titolo di una canzone. Della canzone stessa. Invece io ho detto a Ignazio, no, voglio mettere un titolo che racchiude tutti i brani. E quindi è nato Esperienze di vita. Io starei così a guardarlo questa sera, anche senza cantare, perché... io sono nervoso. Non devi essere nervoso. Allora, intanto facciamo così, per farti scaricare il nervosismo, prendo il microfono, sì. Allora, abbiamo detto Me sposo a te è il primo brano, e poi il secondo invece Facciamo pace. Che trovano anche i video ufficiali su YouTube. Io l'unica cosa che voglio ricordare, e lo ricorderò per tutto il programma, per tutta la trasmissione, è di acquistare il disco Esperienze di vita di Girolamo Moscatello. Acquistatelo a un prezzo. Io tra l'altro questa sera mi sono permesso di comprarne una ventina, li ho comprati in tasca mia, perché poi così li vendo qua in sala, quindi mi raccomando, se volete acquistare il disco potete venire direttamente da me, va bene? Ok, e allora intanto facciamo un applauso con un forte e un grandissimo in bocca al lupo al nostro Girolamo Moscatello, vai con l'applauso, e a voi Girolamo, Posso spargere più, dentro di me ci sei solo con tu, per me tu sei un bene più carnale. Tu penso che sono con te e ti conosco, sei unica, nessuna femmina no mondo la posso pigliare. Lo sposate noi giorno amore mio, tutto è più bello se sto insieme a te, che io non ci credo ancora, ma non so con, ma si mi ha fatta per ciao. Lo sposate noi giorni vita mia, quanto sono pronto a farmi la pazzia, ho sempre siamo ormai una cosa sola, chiama e lo sai, faccio quello che vuoi, quando siamo appicciocati non mi vedi sta, e ti vengo a cercare. Lo sorriso, o sapore dei vasi, lo giuro mi fanno morire, ormai sei vita mia. Dentro una
favolano, uniti più che mai, ti asciuga di su ne mossa e ca, gelosa da morire, ma mi piace così, mi fai sentire importante per te. Sposate in un giorno amore mio, tutto è più bello se sono insieme a te che io non ci credo ancora ma non so con ma si mi fatta per ciao. Sposate in un giorno vita mia, ma te sono pronto a farmi la pazzia, ho sempre siamo ormai una cosa sola, chiama e lo sai, faccio quello che vuoi, ma non stiamo appiccicato, non mi vedi sta e ti vengo a cercare. Il lo sorriso, o sapore di pace, lo giuro mi fanno morire, ormai sei vita mia. Quando stiamo appiccicato non mi vedi sta e ti vengo a cercare. Lo sorriso, o sapore di pace, lo giuro mi fanno morire, ormai sei vita mia. Puoi pensare di buttare al vento questo grande amore? Io sono sempre sulle pazzite, giuro non ce la faccio senza te, mi sento solo, mi manca assai tu giuro, facciamo che pace amore mio, si perde a te sta vita mia. Forse continua, non me lascia. Uno sbagli una nottata, che t'hanno raccontato, non può fornire amore, mi può perdonare. Facciamo che pace cuore mio, si sempre sulla vita mia, oggi papà tu so cagnata e son che perché non faccio campare, non mi dice che tiene nato già. Non dimenticare quei momenti, dimmi che non lo farai. Se ci penso amore che so sai, dopo di tu ma durmo e fotografie, dicendo che sei ancora mia e sono una voce. Facciamo che pace amore mio, si perde a te sta vita mia, non ti ruba forse continua, non me lascia. Uno sbagli una nottata, che t'hanno raccontato, non può fornire amore, mi può perdonare. Facciamo che pace cuore mio, si sempre sulla vita mia, oggi papà ti so cagnata e son che perché non faccio campare, non mi dice che tiene nato già. E non mi so cagato, sono insieme a te e mi sento morto già.
Sono a persino come posso rassegnare. Io non ce la faccio a te scordare, perché sei tu che la cai, ma già sposa. E come se cagano sono insieme a te e mi sento morto già. Sono a persino come posso rassegnare. Io non ce la faccio a te scordare, perché sei tu che la cai, ma già sposa. Bravo ragazzi, due grandi belle canzoni. Allora, intanto la prima, Me sposo a te, non la togliere però, No. La prima è Me sposo a te e poi la seconda era Faccimme pace, Prima- quindi la traccia numero 7 e la traccia numero Sposo a 5. te, prima un passo importante e poi facciamo pace. E poi si Perché già ti dice sì. subito le all'inizio. cose durano poco, no? Troppo poi... Allora, a proposito, ma c'è qualche... Io mi spavento. No. Dice- Allora, intanto parliamo seriamente, non abbiamo nulla di preparato, però voglio No, infatti chiacchierare l'ho questa sempre sera, pensato. voglio chiacchierare. Tu sei molto social, ho visto che comunque stai molto su internet e non solo per gioco, ma stai anche su internet per promuoverti, perché comunque è Perché importantissimo. ormai la pubblicità è grazie- Facebook, e poi grazie ai Instagram, social, i social ti portano davvero avanti e lui è molto social, però... Una domanda, ma Pure tu. tra tutte queste giornate che sei su internet, sui vari portali, riesci anche del tempo per trovare, non so, uscire, gli amici, la fidanzata? C'è una fidanzata? No, single. Così, ecco, le ragazze, preparatevi perché è No. single il nostro Fidanzate- Marco no, fidanzate- Antonio qua. Allora, per Attenzione, uscire, un boscone, è un per- boscone porta una novità, per uscire con gli amici il tempo c'è, per avere una fidanzata non c'è. Ma come no? Vedi che è importante avere una ma ancora fidanzata. per adesso Ah non beh, certo, c'è. è normale. Tanto, quanti anni hai, Perché fino a Girolamo? poco fa ti ho detto mi sono pentito che mi sono sposato. Che vigliaccio. Che fino a poco fa. Ragazzi, non E tu mi comprate dici- mai il disco di Girolamo, mai, e tu mi compratelo dici di altri, ma non... te. Sei un vigliacco. Nicoletta, sto scherzando. Sì, è vero, sta Dai. scherzando, giuro amore, Sto giuro. scherzando. E allora, intanto abbiamo dei Vedi, saluti già da perché il fare, mio CD. giusto? No, No, questi non sbagliati. sono questi, ho sbagliato io. Allora, vai con qualche saluto. Ti facciamo qualche saluto. Guarda dov'è, è spuntata. Allora, saluto a mio zio Giovanni e tutta la sua famiglia che mi guarda da casa. Certo. Poi saluto ad Anna Randazzo, Alessia Sì. Quartarone, Mimmo Sì. Pensato, Mari Ferrara e la sua famiglia, Giovanni Lucchese, Benedetta Palmeri e famiglia, Stefania Corrao, Ignazio De Cossino e sua moglie, Toto Pace e famiglia, Gaia Licaus e Francesco Tarantino. Perfetto, Gaia Licausi e Francesco, un abbraccio grande. Allora, intanto ragazzi, vogliamo abituarvi a dire, cioè meglio, noi diciamo adesso che tra poco, tra un paio di canzoni, andremo in pubblicità. Appena andremo in pubblicità comparirà il numero fisso del TSB delle dirette. e quindi faremo le dirette, quindi potete chiamare, complimentarvi col nostro Girolamo, fare anche qualche appunto, qualche critica se c'è qualche cosa che vabbè, non accettiamo va, tutto. però con la massima educazione, questo è molto importante perché magari qualcuno dice oh non sei, invece, no, invece bisogna essere con la massima educazione, quindi mi raccomando, va bene, questo è molto importante, telefonate, complimentatevi con me soprattutto, complimentatevi anche con questa è la cosa Girolamo importante, se vi rimane perché- qualche po' di tempo e poi naturalmente telefonate. Per gnappo. Messaggi solo per lui. Allora, adesso è arrivato il momento di cantare altri due brani, Sì. Allora, intanto Francesco Moscatello, dov'è? L'ho perso. Dove lo possiamo trovare questo disco? Oltre qui da me.
Cioè già nei vari sparsi, nei vari punti vendita? Anche da Ignazio si trova? Sì, pure da Ignazio anche in fiera. Alla fiera quale? Di Fante Pagliarelli. Ecco, questo è importante, ecco, diamo degli indizi, ecco, come una caccia al tesoro, per chi volesse acquistare il disco, oltre che qui al TSB, oltre da Ignazio Caracausi, potete tranquillamente andare anche in fiera, alla fiera del Mediterraneo, no, che è la fiera del Mediterraneo, alla fiera dei Pagliarelli, scusami, la fiera dei Pagliarelli, e naturalmente potete acquistarlo lì, c'è uno stand, un gazebo dove vendono tanti dischi, tra cui quello di Girolamo Moscatello. Mi raccomando, esperienze di vita. Cosa ci fa ascoltare adesso? Allora, gli altri due brani sono... Aspetta, sono... non sono Dite e Cancello, no, perché ragazzi, essendo che li canto tutti e alla 8. scaletta qua, riprendila, alla scaletta. Essendo che li canto tutte e 8. Sì, te lo dico io. Allora, Dite e Cancelle. Dite e Cancelle e Mote pensa ancora, sì, va bene. Allora, Mote pensa pensa ancora mentre sei Dite e Cancelle, com'è? No, allora, Dite e Cancelle di che cosa? Ovviamente si capisce, è dedicata agli ospiti dello Stato. Certo. La vado a dedicare anche stasera a loro, scritta da Gianni Pirozzo. E Mote pensa ancora è il brano dedicato a mio nonno, scritto da Fabio Nardi. Allora, intanto il brano che abbiamo detto inizialmente Dite e Cancelle andiamo a dedicare a tutti gli ospiti dello Stato. Sì. Poi voglio mandare un abbraccio grande a un mio grande amico Claudio che ci sta seguendo. E poi naturalmente abbiamo diversi amici che ci seguono anche fuori da Palermo, fuori dalla Sicilia, e quindi anche tutti coloro che per motivi di lavoro, per diversi motivi si sono trasferiti all'estero e quindi ci stanno seguendo anche grazie a internet. E poi abbiamo detto Dite e Cancelle, la seconda è? E Mote pensa ancora. Mote pensa ancora. Il brano scritto da mio nonno. E già si capisce, non c'è bisogno di sappiamo di che cosa già. parla, non lo spieghiamo perché anche nelle 10 puntate, nelle ultime 4-5 puntate l'abbiamo spiegato anche di che cosa tratta, ed è molto particolare, molto delicata, molto significativa e molto significativa. Signori, Girolamo Moscatello. Grazie. E fumo pure una mata sigaretta, ma pure stasera mi fa compagni. E dinto freddo score che s'assanza, se i miei compagni mi sto cantando sta canzone, con tutti i carcerati come me, ma stanno avanti i figli e pure a mamma. Ma non sapemmo che sai a realtà, a niente non potremmo mai fare. Dedicata a noi questa canzone, a solo per quando arrivo io rendo con la notte, siamo contenti che faccia braccia mi figlia, solo con loro potremmo stare tranquilli che provammo solo un'ora per che ci dà, ma io non vado via per parlare a mamma. A tutti io non esco male, ma già pure già. Nada giornata fuori che tu sono va, nada giornata fritta se ne va. Caro compagno mio, stiamo ancora, caro compagno mio, stiamo ancora. Quando sasso da voce che sta sta canzone, e quando sasso da voce che sta stanza, quando pensiero vado vennanza, quando pensiero vado vennanza, ma non ti fanno più piglia sonno, che non ti fanno più piglia sonno, perché tu pensi figlia, moglie di mia mamma. Dedicata a noi questa canzone,
ma solo per mano con l'emozione. Quando arrivo io rendo con la mia, sempre contento che faccia braccia mi piglia. Solo con loro potremmo stare tranquillo, provammo solo un'ora per che ci dà. Ma io non vado pigliare per parlare mamma, ma tutto io non esco male, ma già per te. Mi è cresciuto solo tu, nonno mio. Ho imparato da te tante cose. Mi hai consigliato sempre cose buone. E sono sicuro che lo stai a sentire. Ma guarda un coppo che le vega a te. Assai sorridente e si contento. Ma dice sono orgoglioso di te. Continua così, non te fermare. Ma tu pensa ancora, pensa a quando tu dedicato a questa vita a me. L'emozione si sente quando parlo di te. Se ritornassi tu da me non te lasciassi più. Ma tu pensa ancora, quanto ricordo io tengo in tuo cuore. Quando tu solo mi sai cantare in te braccia tu muoio. Sono sicuro che quello minuto ci sai tu. E io chiagno perché mi manca. E senza te sta vita mia è cagnata. Poco con te. Quanto momento che oggi passato con te. Io stavo buono e pura famiglia mia insieme a te. Ricordo pure a te ogni momento. E mo non ci stai più. Sai da me Gesù. Ma tu pensa ancora, pensa a quando tu dedicato a questa vita a me. L'emozione si sente quando parlo di te. Se ritornassi tu da me non te lasciassi più. Ma tu pensa ancora, quanto ricordo io tengo in tuo cuore. Quando tu solo mi sai cantare in te braccia tu muoio. Sono sicuro che quello minuto ci sai tu. E io chiagno perché mi manca. E senza te sta vita
mentre canto sta canzone dedicata a te, io ti sento vicino a me, che mi dice non ti fermare e continua a cantare. Tu tengo in tuo cuore, nonna mia. Grazie a tutti. È una canzone Bella, 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 molto, molto bella, Una canzone per me significa. Guarda, ti voglio dire. tantissimo significato. Lo so, rispetto a tutti gli altri ti brani. posso dire che Sì. anche a me è venuta a mancare la nonna, il nonno, e quindi quando ascolto questa canzone non mi metto a piangere perché siamo in diretta televisiva. Guarda, questo te lo posso dire anche Tu non sai io. quando l'ho registrata questa canzone, quante volte l'ascoltavo. Già, è vero, è vero. Sempre. È vero, è vero. Continui. Vabbè, allora intanto sorrisi, sorrisi, però- applausi, dai, E ringrazio sempre a Fabio Nardi per avermi scritto questo brano bellissimo. Fabio è molto in gamba, sia come persona, come artista che come autore. Va bene, allora intanto prima di andare a chiamare il primo ospite della serata, andiamo a parlare invece del processo della creazione di questo disco, o meglio, gli impegni quando andavate da Ignazio, quindi come funzionava la giornata tipo di un giorno di registrazione. Cioè, andavate da Ignazio, non vedevo l'ora, Ignazio prima non ti apriva se forse non portavate il caffè, come funziona? Perché Ignazio è un caffeinomane, vero? No, ma ci sono stati momenti pure che ci andavamo con la mattinata. Presto, restavo là fino alle 7. Mamma mia, pesante. Perché prima, però, no, prima si faceva le cose sue e poi a Girolamo possiamo Vabbè, iniziare. lo sai che- Voleva la compagnia. perché Voleva la quando- compagnia. Vieni alle quando lavorava 9 in e alcuni iniziamo con la mattinata, invece poi magari... Quando lavorava in alcuni progetti, voleva la compagnia e poi va, Girolamo, possiamo Però iniziare. alcune volte invece magari lui è una strategia per iniziare, per non arrivare tu lì No, così lo a sai, alcune schiaffo volte- e iniziare. Alcune volte cosa mi faceva riscaldare la voce, perché Bravo. se dovevo registrare riscaldare la voce. Mi metteva il microfono, mi metteva il karaoke nel suo computer, cominciava a cantare. Noi nel frattempo si fumava la sigaretta. Certo, ma Andava a queste fare sono colazione. strategie che noi non dovremmo nemmeno dire in TV perché ognuno ha i suoi stratagemmi, però noi lo facciamo perché Ignazio è uno di famiglia e poi comunque quando si registra un disco si deve creare anche quell'alchimia, quel rapporto bello tra colui che canta e quello che registra, perché se te Ignazio fa antipatia tu non canti bene, quindi Ignazio deve essere No, ma noi simpatico, ci lo è, vogliamo bene, lo è, abbiamo quindi- preso confidenza. già. A proposito di Ignazio, andiamo a ricordare che a marzo, mi hanno detto circa, dovrebbe iniziare la trasmissione della Flash Music, quindi un in bocca al lupo anche a Ignazio, dove Quelli della sicuramente Flash Music, sicuramente. quelli della Flash Music, dove sicuramente Ci sarò anch'io. ci sarai anche tu facendo parte della scuderia Pronto? Flash Music. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera, ciao Girolamo, sei bravissimo. Grazie. Complimenti. Chi sei? Posso fare un saluto? Giovanna, Ciao, da Giovanna. dove chiami? Come da quartiere? Borgo Vecchio. Borgo Vecchio. Allora, intanto complimenti a Girolamo, hai appena fatto, quindi mi raccomando Sì. acquista il disco, va bene? Certo. E allora vai con i tuoi saluti, non so. Salutiamo a Giacomino, da tua mamma e dalle tue sorelle. Un Va grande bene, ci abbraccio. associamo ai Un abbraccio anche da parte nostra e buone feste, visto che siamo alle Anche porte. a voi, arrivederci. Grazie, ciao cara, ciao. Come si chiamava? Giovanna, ciao Giovanna. Allora, intanto 091 42 74 25 telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, Capo? Sì, ciao. Ecco qua, quello che conosce. Pronto? Sì. Dai, il papà di Alessi Concera sono! Il papà di Alex Buonasera. Contreras. Grazie. Io lo so perché ha chiamato, perché poco fa abbiamo salutato Alex, Giusina e la tutta la mamma. A lui famiglia. non l'abbiamo No, ma io l'ho detto, salutiamo anche al papà. Anche al papà, Io l'ho ciao detto. caro. Tutto a posto? Vabbè, non ha importanza questo, io telefono per farci anche gli auguri a Girolamo. Grazie. Grazie, Sei grazie. bravo, sei, dai! Salutami ad Alex e a tutta la tua famiglia. Ok, Niente. te l'hai sentito! Ciao, auguri Ciao. e buone feste. Saluto anche a Gio Pesci che è anche qua, va bene? Saluto. Ciao Gio Ciao, Pesci, ciao. Ciao, auguri, Moccatello! Grazie, grazie. Ciao. Ora risponde. Ok, chiuso.
Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Ciao, sono Marta Siracusa. Fate un po' di silenzio. Non abbiamo Da capito. Siracusa? Marta Siracusa chiamo. Marzia Siracusa si Marzia. chiama. Non chiama da Siracusa. No, io, siccome qua ci sono le persone che fanno. Da dove chiami? Da Borgolivia. Da Borgolivia. Siracusa e Borgolivia è poca la differente, differenza. no? Poca la differenza. Vuoi fare qualche saluto? Sì, devo salutare a Chiemi del Spataro e tutta la sua famiglia. Perfetto. Ci associamo. Intanto ascoltami. Dico, Girolamo ha appena presentato il suo disco, quindi mi raccomando, sei obbligata, perché altrimenti noi abbiamo messo un tarocco in queste telefonate che chiunque chiama, se non compra il disco avrà un sovraccarico della bolletta, va bene? Allora, Gnappo invece scherzare. Ok. Va bene, ciao, Ha ciao. detto con la voce... Sì, fa meglio che pago. Ignazio lavora su Equitalia, da Equitalia. E allora? Pronto? Sì, pronto, su Pronto? Equitalia. Sì. Dove fare la dedica? Come si chiama lei, signora? Chi ha voluto Bezzi. dedicare? Anna, da dove chiami? Anna da Palermo. Grazie. Quartiere, Che signora? zona? Bucciria sono. Ah, uno dei 3 mercati più belli che abbiamo a Palermo. Allora, cara Quante Anna, volte ci sono stato? c'è stata perché non provi a fare un attimo, Anna, un secondo, perché non provi a fare invece un videoclip alla Bucciria? Vedi, è molto bello, eh? Dipende Devi che organizzare canzone è. la canzone. E allora, Anna, dimmi Parla un po' di pure. tutti i quartieri. Ci sta. Allora, vorrei fare un saluto a mio marito che si trova ai Pagliarazzi di Giuseppe Luisi. Va bene. Lei compra... Un forte abbraccio da Rosy, Gian e da tutti quanti. Perfetto, va bene, ok, va bene. Ok, ciao, un Ciao. abbraccio, ciao Anna. Ciao, 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 ciao. Allora, prima di andare con le telefonate, ragazzi, io vi prego, è giusto che voi cercate lo spunto e la possibilità di poter fare dei saluti, delle dediche. Però le telefonate facciamole attinenti alla trasmissione, va bene? Ti occupare. Va bene. Tranquillo. Sì, pronto, chi c'è dall'altra parte? Dai, il primo che telefona, papà Moscatello regala 10 CD. Pronto? Grande. Acqua e zucchero per il papà di Moscatello. Sta male. Sì, pronto? Mi senti? Sì, ti sentiamo. Pronto? Ti sentiamo. Ciao. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Sei Juventino. Sono Juventino, sì, lo so. Infatti bianco, nero. Il fratello è mio fratello. E se mi conoscete? Mi conoscete? Ah, ma è Francesco! È Francesco chi? Ti sente dalla voce brutta che ha. Ti voglio bene. Ma Francesco segreto. Francesco, ma sei un cretino, sei qua, ti vediamo. Ma ti vedo che parli al telefono, ma sei un deficiente. Mario, andiamo in pubblicità che lo gonfio. Ma sei qua che io vedevo che lui parlava. Che passava. Grande Francesco, grande. Ho detto, ma sta voce mi sembra... Per questo lo voglio bene. È così. come me fa. È un grande, ma poi è buono. È un grande, ma appena lo conosci ti cadono tutte cose. Vero. Pronto, chi abbiamo dall'altra parte? Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, sono Massimo della Bolognetta. Massimo da Bolognetta. Ciao, Ciao Massimo. Massimo. Mi sembrava Enzo stavolta. Massimo, come va? Complimenti a Girolamo per il CD. Grazie Massimo. Vuoi fare qualche saluto? Un saluto. Massimo, intanto devi comprare il disco, mi raccomando, eh? Sì, questo sì. Bravo. Dimmi Sì, pure. sì. Posso fare un saluto? Vai Sì, tranquillo. Sì, voglio salutare a mia moglie Elisa, Associamo. a mio zio Roberto, Sì. Salvatore e domani Lucia, mia zia L'onomastico, Sì, l'onomastico. festeggia l'onomastico. Ah, giustamente domani è Lucia, quindi auguri a tutte le Lucie. Bravo, grazie Tantissimi Massimo per auguri a tutte avercelo le Lucie. ricordato. Facciamo un applauso e auguri a tutte le Lucie. Bravo Massimo, bravo. Anche a te auguri, Gnappo. Domani non vedo l'ora che svegli, no. Domani la pancia, suona la sveglia. Domani la pancia si gonfia. Domani un altro devo pochettino. mangiare almeno 2-3 quintali di gâteau. Allora, Massimo, noi ti salutiamo se sei ancora... Gli alieni, chi avviene? Pronto? Pronto? Durante le telefonate, vieni. Ok, pronto? Pronto?
Non c'è nessuno? O telefonate o io me ne vado in pubblicità. Pronto? Vedi? Ecco, voce squillante. Pronto? Pronto signora? Pronto? Io penso che da questa voce mi dovrebbe riconoscere Girolamo. Mia zia Graziella. Mia zia. Mia! Ciao Aspetta, zia. aspetta, come si chiama? Graziella. Graziella, mi senti? Graziella, sono la zia Graziella. Graziella, mi Sì, senti? sì, ti sento. Allora, possiamo aprire la busta? Ciao zia. Ciao amore, io me ne sto approfittando a Siedo. chiamarlo in diretta per farci tanti auguri. Grazie zia. Sono dispiaciuta che non sono potuta venire per problemi di salute. Non ti preoccupare, tranquillo. L'importante è che mi guardi da casa. Zia, ti rifai per il regalo di Natale, mi raccomando, Certo, sicuro. Grazie per aver chiamato. Grazie zia. bacio, un E sono i Un primi bacio. i familiari a portare avanti i ragazzi, quindi mi raccomando, unitevi tutti quanti, zii, cugini, parenti, nonni, nipoti, tutti quanti, va Infatti, i bene? miei nonni sono là, guarda. Certo, sono là. sicuro. Un bacio. Salutiamo la zia. Auguroni, amore, un Ciao bacio. zia, salutami. Ciao, zia. Ai cugini. Ciao, buon Natale, buon Natale. Così, tanto per, siamo un po' in anticipo. Allora, intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ragazzi, Sì, pronto? Enzo, Buonasera. dobbiamo fare un po' di silenzio per favore. Grazie. Pronto? Buonasera Ignappo. Ciao caro, scusami. Ciao. Come ti chiami? e da dove ci chiami? Allora, io sono Giovanni, chiamo da Palermo. Ciao Giovanni. Ci puoi dire anche il quartiere? Sì, Villa Abate. Villa Abate, Villa Abate, sì. Io volevo salutare a te e Francesco Moscatello per questa bellissima trasmissione. Grazie. Poi saluto mia cognata Enzo Di Cristina e mia cognata Teresa San Filippo. Un gran bacione a mia moglie Vincenza San Filippo. Ok, intanto Ti Enzo associamo. qui che ricambia i saluti. Va bene? Ok, grazie. Un abbraccio. Una trasmissione. Grazie mille anche a te, buone feste e compra il disco di Girolamo, va bene? Ciao Francesco. Ti saluta, ti Ti saluta. ricambia. Va bene, ok, ricambiano. Ciao. Ciao, 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 ciao. Bene. Bene. Che si confonde con mio padre, voleva dire Girolamo, mi ha detto Francesco. Può essere, può essere. Intanto vediamo se abbiamo un'altra telefonata e poi andiamo in pubblicità. Che ne pensi? Sì, Dai, tu comandi. fai comando io. No, No, andiamo, aspetta, telefonata. ho detto l'ultima. Ho sbagliato. Eccola. Vai con la telefonata. Dai Mario, manda. Se c'è- Salutiamo Antonino Somma che è venuto a trovarci. Ciao tu. Antonino. Salutiamo alle sorelle di Maggio e a Maria di Cristina. Le sorelle di Maggio. Pronto? Pronto, ciao cara, come ti chiami, da dove chiami e compra il disco? Mi chiamo Caterina e chiamo da Via Antarello. Via Altere. Un'altra mia zia. Vabbè, però se voi siete... Se siete tre- quanti zie hai? Papà, dici quanto zio. Quanti fratelli e sorelle neanche- avete? Neanche si contano. Cioè, solo con i parenti? Allora, 9 maschi e Dalla 9 parte- femmine. la madre di tutte figlie mio padre. sue? Ah. ciao zia, grazie. Grazie per gli auguri. Come si chiama la zia? Caterina. Zia Caterina, grazie per aver telefonato. Salutami a tutti. La moglie dello zio Johnny, ecco. Un bacio a mio zio Johnny. Ti saluto, tanti auguri e un buon Natale a tutti. Ciao anche a Grazie, te, zia, grazie, ciao. grazie. Bene, adesso ne rimangono altre 7 di parenti, giusto? Altre zie e zie. Pensa poi pure quelli figli di Mamma mia, siete tanti. Però immagino quando festeggiate il Natale, numerosissimi. Io vorrei vedere chi è che si Ma è che si può pronuncia. festeggiare quando Chi è che si pronuncia a dire facciamola a casa mia? Con 9 figlie. Prima si deve trovare il posto per festeggiare. Con un box enorme, Tipo festa di un piazza, TSB ci vuole. Ma manco il TSB. Va bene, dai. Allora, facciamo una cosa. Ci fermiamo con le telefonate. In tal caso poi se c'è tempo Andiamo in pubblicità, Girolamo ci canta altri 2 brani e poi casomai prendiamo altre 2 telefonate. Che ne pensi? Sei Va bene, d'accordo? va bene. Dai, andiamo in pubblicità. Mario, dai, 1 minuto dura la pubblicità, quindi è inutile che cambiate canale, rimanete incollati. Pubblicità, Guarda, ovviamente eccoci un di nuovo. minuto la pubblicità più il video, ecco, abbiamo rispettato i tempi. Sì, così almeno presentiamo proprio vero tutto. Tutto. realmente, video, Ricordiamo CD, sempre canzoni. special. Guarda qua, special. Esperienze di... Ragazzi, dobbiamo fare un po' di silenzio,
esperienze di vita. Mi raccomando, comprate sempre il disco di Girolamo Moscatello appena uscito. Abbiamo pochissimo tempo. Ragazzi, ridendo e scherzando già sono le 10. Dei saluti da fare? Tempo? Sì, allora, saluto dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati a saluto Tarantino. a Sabrina Megna, Sabrina Cappellano, Luigi Gandolfo, Segreto Mimma, mia zia Graziella, Roberto e Salvo, Giuseppe Bondi e famiglia, Antonella Segreto, Mariello Calvo, i miei nonni, Sharon, Giuseppe Crivello, Manuel D'Amore, Cecilia Moscatello, Salvo Bondicci, Giccio di Cristina. Perfetto, allora io in tua presenza ne approfitto Veloce, per mandare un veloce. saluto a Marisa, Ignazio e Giuseppe, giusto Nicoletta? Marisa, Ignazio e Giuseppe, devo salutare e devi sapere che Marisa è un'ottima cuoca. Ma guarda, sa cucinare davvero bene. quando qualche ci volta vai, poi mi chiami, saremo pure. ospiti a casa sua. Poi tra l'altro lei sa cucinare benissimo. Non so come fa, ma la pasta con i piselli, ragazzi, ma la fa. Sembra semplice, ma lei la fa davvero buona. Sapevo che era il tuo piatto preferito. No, il mio è la pasta con le patate, il mio piatto preferito. Questo hai perso il mio piatto preferito è la pasta Però quello con i patate. piselli pensavo Però che con i era piselli. quello Vabbè, Continua. andiamo avanti un pugno. Allora, adesso ci canti una canzone, per favore, Una? maledetto. Sì, una e te ne vai, perché io non ti so più. Aspetta, la scaletta, Va perché vero. io Adesso amo, io per tocca. questo, Tu la non memoria- lo sai. Ok, tu non lo sai. Brano scritto da Mario Di Stefano, arrangiamenti. Ah, quel maledetto mascalzone farabutta assassino di Alessandro Decente. Ciao Alessandro! Anche lui. Alessandro ha partecipato anche al mio CD. Ah sì. Ragazzi, Alessandro è tutta finta quella che fa, perché lui nella chitarra ha un programma che non fa niente, fa finta di muovere le mani. Si allena le dita, allora. Si taglia le unghie con la chitarra. Va bene. Comunque, allora, tu non lo sai, brano sì. scritto da Mario Di Stefano, arrangiamenti Ignazio Caracausi. Va bene, intanto adesso, essendo il tuo special, c'è una sorpresa, va bene? C'è una... Beh. Canta tu non sai che ci penso io. Girolamo Moscatello, applausi. Quando sono con te, giuro sto troppo male, perché sono un amico ma non sia verità, Io non trovo parole per dire quanto mi piace e mi porto con me che sono segreti che in tuo cuore. Tu non sai come ti voglio, tu non sai come mi manca, pure notte in te sonno, ma ti passato vengo a cercare, non sai che sono regno, è passato quasi un anno, ti regalassi pure uno, ma non trovo coraggio di dire quanto ti voglio. Ma che scemo io, non so dire ti amo, sopportare fa male perché è un gran dolore, a sabato deciso ti voglio dire la verità, una cena speciale e stasera ti voglio parlare, tu non sai come ti voglio, tu non sai come mi manca, pure notte in te sonno, ti passato vengo a cercare, non sai che sono regno, è passato quasi un anno, ti regalassi pure uno, ma non trovo coraggio di dire io te star tu che mai,
Grazie. Tu non lo sai. Allora intanto... Una canzone che piace anche a te. È bella, è bella. La canto, vedi ogni tanto che me la senti cantare, eh? Sì, sì. Tu non sai. Chi dobbiamo salutare? Elisa dall'America che ci segue. Elisa, ciao Elisa. Elisa dall'America, capito? Abbiamo qua artisti, amici internazionali. Allora, intanto, come ti senti questa tua esperienza da solo? Esperienze di vita? Anche questa è un'esperienza di vita, lo special è tutto tuo. Infatti, Essendo che anche questa è un'esperienza. Essendo che sei abituato a camminare... No. Essendo che tu sei abituato comunque, fino a martedì scorso facevi una trasmissione non da solo, ma... Infatti insieme agli amici miei, Federica e Francesco, infatti per questo ti ho detto all'inizio puntata, mi sento strano da solo essere con te. È vero, è vero. Cioè preferisco avere Francesco e Federica che non a te, però vabbè. Va bene, Francesco, Federica, potete venire per favore? Potete venire qua urgentemente, che ve ne vado io. Francesco, dov'è? Ma io Francesco... Qua sono, ma perché va fuori sempre a farsi selfie e poi dice in compagnia di... ed è lui che elemosina. Federica, venite, facciamo un applauso, dai. Allora ragazzi, ognuno i suoi posti. Ognuno i suoi posti. Allora, così... Buonasera. Stavolta Allora. sono loro che si cambiano il microfono. Questa volta vi attaccate, ve lo spostate voi. Stavolta è lui la prima donna. La prima donna è stata sempre la prima donna. Posso dire? No, è il microfono. Allora, non siamo registrati. Allora, Francesco, qualche cosa a Girolamo, dai, cosa vuoi dire a Girolamo? La verità. No, attenzione, siamo in fascia protetta. Intanto volevo fare tantissimi auguri, se lo merita. Grazie. Io ho scritto una cosa e dice che si è messo a piangere oggi. Vero? Vabbè, Ok. no, vabbè, a casa si sente, siete voi che magari non sentite forte. Poi non me l'aspettavo il messaggio. Ti ha mandato davvero un bel messaggio? Sì, esco dal barbiere, vedo una notifica, Francesco Segreto, un messaggio. Bello, vabbè, l'amicizia Io ho anche scritto questa. auguri e gli ho augurato tanta strada. Sì, però non ti avvicinare così Capito? tanto che fra un po' mi bacia. Fra un po' mi bacia. Ti ho baciato, ti ho baciato. Ecco. Ma io so che ti piace quando si avvicina. Sì, ma facciamo cambio intanto. Allora, invece Federica cosa vuole dire al nostro Girolamo? Niente, io voglio dire che per me Le mani. è Devi fare... stata Metti le mani. una bellissima esperienza dalle 10 puntate che abbiamo fatto e adesso ti voglio augurare il meglio del meglio del meglio. Grazie. Hai Per il tuo capito? lavoro discografico. Brava, applausi Federica. Guarda, abbiamo fatto a inizio trasmissione abbiamo fatto le imitazioni. Sì, abbiamo gliel'ho fatto le detto, imitazioni. già, gliel'ho detto. Rifacciamolo, fammi una domanda. Ma adesso che dobbiamo fare? Perché Così, sempre distratta Federica, sempre. Va bene ragazzi, Girolamo, mi posso permettere di fare una cosa? Tanto tu penso sei il padrone, te lo devo, non sono sei tu il visto padrone. che loro sono comunque loro non dovevano cantare questa sera, ci siamo perché noi abbiamo deciso di fare l'ospite Gianni Pirozzo, l'ospite Fabiano Ardi, perché hanno un loro significato, sia l'uno che l'altro. Però loro senza nessun motivo, tra virgolette, solo nell'amicizia sono venuti a seguire. abbiamo detto, Ma io ce l'abbiamo un po' di tempo per fargli fare un brano e un brano, magari uno e uno, possiamo? Dai, facciamo, dai. Abbiamo... Sì, davvero bello il video, molto bello, bravo. Ogni volta che ti cade per vedere la tua faccia, la tua Io, tanto non è mio, quindi anche se cade chi se ne frega. Bene, adesso... la brutta figura che fai in diretta. Allora, adesso è arrivato il momento. Stava cadendo Enzo De Cristina dalla scala. Io andavo in pubblicità di nuovo. Allora, adesso è arrivato il momento di presentare un altro ospite. Un altro grande ospite. Io ho avuto il piacere di presentarlo nelle piazze, ma non come un semplice artista, ma come il fuori programma delle piazze. Quindi ciò sta a significare che la sua bravura è al di fuori del normale, ecco. E quindi adesso lo vado a presentare, anzi voglio che lo presenti tu perché anche tu, essendo uno special, essendo un'esperienza di vita, devi fare anche il presentatore, va bene? Sì, ma che ormai ma ormai lo fanno tutti. Adesso chi arriva dice io faccio il presentatore, da cantanti a presentatori a cantanti. Lui si distingue perché rimane solo cantante e lo fa anche bene. Per voi? Puoi fare più... Per voi? Per voi Gianni Pirozzo. Eccolo qua. Ciao fratello. Ciao Gianni. Innanzitutto volevo fare i miei sinceri auguri per il tuo nuovo lavoro discografico. Grazie Gianni. Complimenti, l'ho già ascoltato, qualcosina. Che brani scritti da te. Quindi. Durante la settimana ci sentiamo spesso noi, quindi giusto anche avvisare alla gente che dice magari sono fra loro artisti, magari non si sentono, no, con me Va bene, non è così. adesso facciamo una cosa, abbiamo pochissimo tempo. Ecco, si chiamava il signor Tanino, ecco qua, abbiamo scoperto, cioè, ricordate il nome. Adesso abbiamo veramente poco tempo, faremo
tre brani consecutivi, quindi io non entrerò più, entrerò solamente per mangiare alla fine della trasmissione. Verremo a stappare, quindi faremo il brano da solo. Allora, il brano Come fa male, scritto da Mario Di Stefano, la dedica a Maria Di Cristina, che so che gli piace tanto. Okay. Poi il duetto insieme alla stessa Gianni Pirozzo. Quindi poi rientrerà Gianni Pirozzo e Consiglino Frate, e poi Sogno avverato. Che è in chiusura di questo special. Un sogno avverato, finalmente. Fin da piccolo sperava di avere una trasmissione tutta sua e finalmente ci è riuscito. Girolamo Moscatello. Grazie. E poi me la sta ancora. Io lo stanco non voglio che sta amore. Il tuo detto annore troppo fatto amore. Ripeti non sai la sa e torna ancora chi non l'ha. E che scemo nata poco ti mosso qua. Potevo spogliare su cuore a casa già tu torna. Come fa male pensassi in lacrime tu cerco tu con te segre. Io tengo a te mostrarci che non mi appagare a te che se pensa a quello che tu spogli non mi sacci controllare e per da forza continua. Come fa male sapendo che tu spogli ma non va bene. Quando mi chiami sento a te che non sai buono. Tu voglio e non sai lasciato con coraggio e dillo tutta la verità senza di non posso stare. Non caso sbaglia ma fa male una cosa ed è un cielo che tu non c'è di novero. A una scusa c'è di che mi fa amore. Buttami in strada voglio cammina. Sto morendo con più stato voglio avere. Se tu possa solo per sempre può cambiare. Come fa male pensassi in lacrime tu cerco tu con te segre. Io tengo a te mostrarci che non mi appagare a te che se pensa a quello che tu spogli non mi sacci controllare e per da forza continua. Come fa male sapendo che tu spogli ma non va bene. Quando mi chiami sento a te che non sai buono. Tu voglio e non sai lasciare trovo coraggio e dillo tutta la verità senza di non posso stare. Come fa male sapendo che tu spogli ma non va bene. Quando mi chiami sento a te che non sai buono. Tu voglio e non sai lasciare trovo coraggio e dillo tutta la verità senza di non posso stare. Pronto Girolamo? Dimmi Gianni. Ha già parlato, ma tu stai? Sto qua al bar. Ma è successo qualcosa? Ti devo parlare di una cosa molto importante. Ti aspetto a casa. Ferratemi a sitto di un poco. Che già parlare una storia che tu conosci buona. Chi è un amico mio? Ecco che io non ti sento di più. Spero solo che l'ultima volta e non ti dico più. Tu non raggiungo con noi, su che sto sbagliando. So
messaggio che l'hai già sposato, ma come faccio? Sapia che non mi cuore, senza esso come faccio a campare? Almeno per loro di ma vado, ma voglio capire ma se te ne fa bene niente o se da niente di buttare Tutto una casa con due figli di ne c'è non può capire non giuro che io mi chiamo e ci dico che non c'è mai perché manco per loro di ma vado e giusto così che la ma venire ma posso girare d'attorno non sai quanta femmine ti roba per te Cade per te l'intera a chiesa e ti prenderà una casa che non figlia una casa che non figlia tu chiedo scusa così ma non lo immaginavo che la botte che non prato e da me non ti aspettavo è stato solo l'infatuazione con lei che io pagato a noi sbagagliata senza pensare che qualcosa io sapevo pure che sta l'aspettata ma se te ne fa bene niente Posso da niente di buttare Tutta una casa con due figli di ne c'è non può capire non giuro che io mi chiamo e ci dico che non c'è mai perché manco per loro di ma vado è giusto così che la ma venire ma posso girare d'attorno non sai quanta femmine ti roba per te cade per te l'intera a chiesa e ti prenderà una casa che non figlia una casa che non figlia Frate mio, che stai non consigli che ti voglierà? Sentiamo la sala sta, non è cosa per te. O sacci che è l'amore sbagliato e tu hai ragione, ti va una chiama e metto fino a tutte cose. Grazie a tutti. Ora vado a fare l'ultimo brano, Sogno Avverato, un brano che hai scritto tu. Ok, quindi posso stare qui ad ascoltarla? Sì, cioè ti puoi pure accomodare, decidi lo sgabello, volevo. Allora resta in piedi. Lo voglio ringraziare su pubbliche guaglione dammi sbattere mano quando mi sentono cantare ma che emozione che sa quando parliamo un momento ci metto cuore e la che battite in mano se io vengo questa canzone per piacere la c'è cantando con la non è coro a che per questa voce la che ringrazio a papà adesso suona a me la fa materializzare o prima di che mi ha fatto fare e Flash Music voglio ringraziare o voglio dedicare
sveglia che non ci crede ancora ma che sei solo tanta verità. Ma che emozione chissà, ma che emozione chissà quando partivo momento, quando partivo momento, io metto cuore all'anima, io metto cuore all'anima, battite in mano, se io magari sta canzone con per piacere con te, l'ho cantato con l'anima e cuore, a che per sta voce la cuore con te, ringrazio a papà, adesso suona a me la fa materializzare, o prima disco non mi ha fatto fare, e Flash Music voglio ringraziare, o voglio dedicare. Me la fa materializzare, o prima disco non mi ha fatto fare, e Flash Music voglio ringraziare, o voglio dedicare. Allora, papà, prima di andare a chiudere, ad aprire le bottiglie e mangiare, perché è una cosa molto importante per me. L'abbiamo fatta. Papà, cosa dobbiamo dire al figliuolo? Sono emozionato. Sei bravissimo. La mamma di più. Io ho messo tutto quello che ho potuto e speriamo di continuare sempre così. Grazie a tutti che lo seguono e speriamo che sia sempre così. Bravo, bravo, ma sarà sicuramente così perché Girolamo è un ragazzo umile, educato e questo ti aprirà tutte le porte. Poi ha una famiglia alle spalle che sono veramente delle bravissime persone. Di ringraziarli a tutte e due per quello che fanno per me, perché sono fatti con tantissimi sacrifici, ma tanti. Ok, allora intanto questo per adesso lo togliamo. Io, Francesco, ci pensi tu a chi dare prima di andare in chiusura? Ne ho aperte solo due per adesso. Anche la terza? Anche la terza? Sì. Ci pensa il nostro Francesco. Allora, intanto comincia ad aprire. Io. Allora, quei due là sono i nostri cameraman. Neanche vuole aprire, vuole mangiare già. Lui nemmeno vuole aprire, già vuole mangiare. Piano. Aspetta. Eccolo qua. Perfetto. Questo lo faccio io, dai. Ah, lei. Funziona così, che devi girare così. E allora, attenzione, in diretta, mettiti qua. Siamo pronti al mio 3 in contemporanea. 1, 2, aspetta, pubblico. 1, 2, 3, stop! E naturalmente ancora tantissimi auguri al nostro Girolamo. Bene, allora intanto andiamo a ricordare, sono qui. Andiamo a ricordare che la replica di questo meraviglioso special andrà in onda domenica alle ore 13. Noi ringraziamo tutti quanti, ancora un in bocca al lupo al nostro Girolamo. Io volevo ringraziare anche te, Gnappo, perché è giusto, e lo faccio essere sempre un grande. Ti voglio bene, signori, ringraziamo a tutti quanti, diamo la buonanotte, Aspetta Mario, non chiudere. Dobbiamo fare un brindisi. Aspetta. Mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina ufficiale, Girolamo Moscatello FB Page. Un augurio di buon Natale, di un buon anno. È vero, auguri di buone feste. Ringraziamo Fabio e Gianni per aver accettato l'invito. Ringrazio pure a Federico, Francesco e Federica per essere venuti. Auguri. E a Giuseppe, auguri Giuseppe. Ciao a tutti, auguri.